Paolo era qualcosa di più di un fratello. Io non riesco a darmi pace perché se n'è andato in silenzio così con dignità, quasi non volesse disturbare. Qui non c'entrano i 15 anni fatti insieme di carriera, le giovanili, l'Under 21, le 2 mondiali. Era la persona che era di una semplicità disarmante. Ha alzato il pallone d'oro, non parlo della Coppa del Mondo, pallone d'oro, non so se mi spiego. Il giorno dopo era a bere il caffè come una persona comune come tutti voi. È stato un privilegio essergli vicino e spero, ma mi sbaglio anche in questo senso, spero che non abbia sofferto fisicamente, ma ho paura che l'abbia fatta, quindi questa è la parte peggiore che non faccio fatica ad accettare. Abbiamo veramente passato l'infanzia, cioè la gioventù, anche i figli nostri, Alessandro con i miei, quindi ci siamo sempre frequentati anche fuori dal campo, ultimamente meno, però avevamo anche rapporto fuori dal campo. È stato sempre il goleador che tutti volevano cercare di essere, me compreso. Cercavo, quando ero con lui, di capire cosa era in lui che lo faceva trovare nel posto giusto, al momento giusto, però sono qualità innate che aveva lui, era difficile da copiare. Ci ha lasciato una grande persona. Era un nostro punto di riferimento, non solo in campo ma anche fuori dal campo soprattutto. Il suo sorriso, la sua disponibilità e le sue parole mi hanno permesso di entrare a far parte di quel gruppo. Ecco. Quelle sono le prime cose che mi vengono in mente, ma soprattutto il suo sorriso e la sua gioia che portava, insomma, dentro il nostro gruppo, ma dentro nelle case degli italiani. Calciatore Paolo Rossi, quindi l'incubo di tanti difensori e grazie a Dio ha giocato per l'Italia e anche per il Milan. Mi ha insegnato tanta umiltà, mi ha dato la semplicità con cui viveva la vita, è stato per me un grande insegnamento. Ricordi indimenticabili. E Paolo, scusate.